È possibile presentare le domande per 3 progetti attraverso il distretto sociosanitario AG1, c'è tempo fino al 31 gennaio, un'occasione per chi necessita di servizi alla persona che va sfruttata. Lo ha comunicato l'assessore ai servizi sociali del comune di Agrigento Marco Vullo. Il primo avviso è finanziato con il Fondo Povertà 2022 e riguarda l'educativa domiciliare. Il secondo avviso è finanziato con il Fondo Povertà 2021 e riguarda l'assistenza domiciliare per gli aventi diritto ed è un servizio rivolto ai beneficiari del reddito di inclusione erogato tramite utilizzo di voucher digitali da parte dell'utenza per l'acquisto del servizio presso operatori economici accreditati sulla piattaforma Servizi Sociali Web che non necessitano di prestazioni sanitarie domiciliari ma che richiedono un supporto per lo svolgimento di alcune funzioni della vita quotidiana. Le prestazioni sono attuate a domicilio. L'attestazione ISEE 2025 per questo avviso non deve essere superiore a 9.360 euro. Il terzo avviso riguarda l'assistenza alla genitorialità finanziato con la quota servizi del Fondo Povertà 2022. I cittadini che intendono trarre beneficio dal servizio in argomento dovranno compilare rigorosamente in ogni sua parte sulla piattaforma Servizi Sociali Web, visibile cliccando sulla home page del Comune nella sezione Avvisi o al seguente link www.servizisocialiweb.it e producendo apposita istanza entro e non oltre il 31 gennaio 2025. L'assessore Vullo ha anche comunicato che i cittadini che avranno scaricato gli avvisi per presentare le domande saranno supportati da appositi sportelli all'interno degli uffici comunali di Piazza Pirandello il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30 per ogni tipo di chiarimento in merito agli avvisi.